lei vedrà adesso nell'arco della sua giornata, dei suoi impegni Cadorini, vedrà un centro Cadore devastato dall'abbandono dell'occhialeria. Luoghi meravigliosi. Ha visto che bel panorama? Cosa faceva lei prima? È sempre fatto il commerciante. E sono 47 anni e mezzo che lavoro. La montagna ha peculiarità specifiche, per cui intanto deve essere ben rappresentata e quindi avere un rappresentante anche in giunta. Io ho l'idea di persone competenti, capaci e che siano riferimenti importanti per le comunità. Lì bene possibile. Grazie mille. Grazie, ce la mettiamo tutta. Quindi vedete, qui c'è una squadra. Io oggi sono qui per ascoltare voi. In che cosa siete stati delusi? Quali sono le vostre istanze? A seguito della crisi del distretto dell'Occhiale c'è stato un periodo di grande smarrimento. È triste perché basta guardarlo il Pomelico per capire che non gli manca nulla in quanto a splendore di paesaggi, alla sua gente, alle sue tradizioni. Che quindi hanno bisogno di più o di meno infrastrutture? Hanno bisogno di più o di meno trasporto pubblico? Per garantire le identità locali. Montagna, dove abbiamo più bisogno, si può dire, non c'è niente. Ha ragione. Noi faremo un Jobs Act del Veneto dove inseriremo proprio una specifica attenzione per il settore dell'agricoltura. Per cui venivano privilegiate le grandi stalle che lavoravano in filiera, cioè ad esempio le grandi latterie, quelli che erano con latte busche avevano 10 punti. Loro che portano il latte qua non hanno la filiera. Questo è Belluno. Dall'altra parte, Trento e Bolzano, tu hai una dimensione completamente differente. Perché tu al turista devi garantire determinati servizi. Io poi vedrò gli operatori turistici dare a voi la parola e quindi che voi mi raccontaste che cosa vi aspettate dal prossimo Presidente della Regione. Accordi tra pubblico e privato, perché il pubblico da solo non riesce a fare e il privato da solo non riesce a fare. Noi abbiamo in Veneto un problema di visione, ma su tutto, Giovanni, non solo sul turismo. Il turismo da queste parti qua non si sviluppa soltanto attraverso gli impianti, ma si sviluppa attraverso le passeggiate, attraverso i percorsi ciclopedonali, attraverso i percorsi enogastronomici. Il turismo si sviluppa perché un turista, quando viene qua, vuole una sanità che funzioni, ha bisogno di infrastrutture digitali, il turista chiede il wifi. L'Europa in tutto questo non è un'attrice, una comparsa.